12 in punto, buongiorno a tutti, lunedì 22 settembre 2025, dico anche l'anno, così siamo più tranquilli. Benvenuti a Focus TG, buona giornata a tutti, spero che sia stata una mattinata tranquilla, senza scossoni e che insomma siate pronti per quest'ora e mezzo di compagnia che vi faremo dalle 12 alle 13:30. Avremo molti collegamenti esterni, avremo un ospite in studio dalle 13 e abbiamo così la possibilità di parlare di cronaca. C'è una manifestazione in corso piuttosto imponente, soprattutto a Venezia, pro-Palestina, una manifestazione con migliaia di persone che sono arrivate al porto di Venezia, quindi situazione anche di tensione perché non si sa cosa accadrà e lo scopriremo grazie anche ai nostri collegamenti tra poco. Il primo collegamento che facciamo però è legato alla cronaca, proprio cronaca delle ultime ore. Infatti andiamo da Daniele Garbin e Simone Squarcina, che sono per noi a Trissino, quindi siamo in provincia di Vicenza, per un giallo, credo che sia così, con una persona di mezza età che è caduta da un terrazzino e purtroppo ha perso la vita. A te, Daniele. Dammi tu il via, non lo sento. Vai Daniele, sei in onda. Vado. Ecco sì, ci troviamo qui proprio a Trissino, in via da Porta, alle mie spalle questo giallo di questa situazione sulla morte di Luis Alvarez, un 51enne venezuelano che nella notte è precipitato da quel terrazzino a terra ed è morto sul colpo in quel momento, al momento sono al vaglio dei carabinieri, insomma la dinamica di quanto è successo. È una persona che viveva e conosciuto qui in zona, abbiamo parlato con qualche vicino che ci racconta di essere una cordiale, di essere molto anche vicino al modo di fare, comunque ben inserito, lavoratore, insomma una persona assolutamente insospettabile che questa notte è precipitato da questo terrazzino, dicevamo, e probabilmente a seguito di una serie di litigi che avevano già fatto intervenire i carabinieri. L'uomo viveva con una moglie, vediamo anche delle valigie proprio buttate, raccolte in un angolo, pare che sembra, però è tutto al vaglio anche degli inquirenti, fosse in corso una violenta litigata e l'uomo avesse scaraventato queste valigie fuori dal terrazzino e poi è stato trovato a terra. Se si sia lanciato, se sia magari stato spinto, proprio questo è il punto della questione. Non lo sappiamo solamente che al momento stanno indagando, stanno raccogliendo anche informazioni, qui vicino ci sono delle telecamere, probabilmente i carabinieri e gli inquirenti stanno cercando anche di capire la dinamica. Fatto sta che è un fatto inquietante, ecco, la persona era, che dicevamo, conosciuta, siamo poco lontano dai centri sportivi e quindi anche frequentate, persona che faceva, insomma, conosciuta, faceva quello che doveva, lavori anche condominiali, salutava, ecco, una situazione un po' impressionante perché abbiamo sentito anche il sindaco che conosceva solamente il nome, la persona, ma non sa dire di più al momento perché non era conosciuto. Direi che poi se ci saranno altre informazioni vi aggiorneremo e mandiamo poi l'appuntamento al TG di questa sera. Per il momento da Trissino è tutto, a voi la linea. Grazie a Daniele Garbin e a Simone Squarcina, ovviamente insomma cronaca in divenire, dobbiamo un po' capire quello che accadrà e quindi è una ovviamente vicenda tutta da seguire, tutta da aggiornare strada facendo. Questo era il primo collegamento che avevamo in diretta quest'oggi a Focus TG e adesso ci spostiamo nel Vicentino, anzi sempre nel Vicentino, ma ci spostiamo a Marostica, dove per noi c'è Vanessa Banzato, perché anche qui c'è una vicenda di cronaca che abbiamo seguito nei giorni scorsi e che insomma ha un po' sconvolto tutti per questa rapina che si è verificata con madre e figli immobilizzati da una banda che puntava ai soldi dell'incasso del panificio dell'uomo. Allora andiamo un po' a capire meglio, probabilmente anche a rivedere la cronaca di quello che è accaduto, ma anche a insomma, vedere se ci sono degli sviluppi. Vanessa, a te. Il
negozio rimarrà chiuso per un po' di tempo per problemi familiari. Buongiorno a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. È proprio qui che sabato sera attorno alle 20:30 due malviventi hanno suonato al campanello di questa abitazione, sono entrati, hanno aggredito, malmenato, picchiato selvaggiamente l'anziana residente di 79 anni e il figlio di 49. Un'aggressione brutale per rubare soldi, così hanno detto. Pare si tratti di due persone, due stranieri che in maniera davvero tremenda si sono avventati contro la madre, l'anziana madre e il figlio. Ci racconta tutto nel servizio che la regia, chiedo alla regia di mandare in onda, in cui appunto si fa un po' il punto di quello che è successo quel tremendo sabato sera. Si sono presentati alla porta, hanno suonato al campanello. Una volta che l'uscio si è aperto, hanno immobilizzato il figlio e picchiato l'anziana madre. Obiettivo: portar via i soldi in casa, l'incasso probabilmente della panetteria dell'uomo. La brutale rapina che sconvolge il Veneto in serata a Marostica, nel Vicentino, dove ad avere la peggio è stata un'anziana di 79 anni, aggredita, legata con del nastro adesivo e rapinata nell'abitazione di Via Nonis intorno alle 20:30. I banditi entrati in casa hanno legato e immobilizzato il figlio quarantenne nel seminterrato, poi saliti al piano superiore. Hanno immobilizzato anche l'anziana picchiandola selvaggiamente a mani nude e sbattendola contro il muro, come i segni delle botte hanno poi confermato. Volevano i soldi, ma non riuscendo a ottenerli sono scesi nuovamente nel seminterrato e lì il quarantenne, sotto minaccia, potrebbe aver loro consegnato l'incasso del panificio. A quel punto i malviventi, che avevano fuori ad attenderli uno o più complici a fare da palo, se ne sono andati. Un paio di ore dopo le grida dell'anziana hanno attirato l'attenzione di un passante che ha dato l'allarme ai carabinieri. La 79enne, cosciente ma in lieve ipotensione, è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso di Vicenza, dove è tenuta in osservazione in stato di shock. Il figlio è stato medicato a un braccio all'ospedale di Bassano. Il sindaco Matteo Mozzo si è detto profondamente sconvolto, auspicando che i responsabili vengano presto assicurati alla giustizia. E tra l'altro Marostica pare che negli ultimi tempi sia davvero teatro di episodi di cronaca abbastanza decisamente cruenti, no? Togliamola abbastanza. Solo ricorderete qualche settimana fa la brutale aggressione all'interno di un bar proprio in centro a Marostica, dove un uomo ha ferito in maniera pesante, gravissima, l'ex moglie, ed è stato soltanto grazie all'intervento di una cliente che la donna si è salvata. Sabato sera quest'altra brutale aggressione ai danni di una donna. Questo è il panificio che la 79enne gestisce assieme al figlio. Ancora una volta c'è il comunicato scritto a mano della chiusura temporanea per problemi familiari ben comprensibili del negozio, e hanno voluto addirittura attaccare proprio il titolo del giornale, in cui si legge: anziana e figlio legati, picchiati e rapinati in casa. Una vicenda che ha scosso in maniera importante tutta la zona. Ci sono i residenti che sono molto preoccupati. Fuori dai microfoni, lontani dalle telecamere, ci hanno comunicato questa loro paura, perché dicono: non è possibile che in pieno centro abitato succedano queste cose, tra l'altro alle 8:30 di sera, non in piena notte, ricordandoci altri episodi di furti che si erano verificati proprio nelle abitazioni limitrofe in orario serale. Adesso gli inquirenti stanno svolgendo tutte le indagini per cercare di risalire ai due autori della rapina, anche se non si esclude che ci fossero anche altre persone all'esterno dell'abitazione che facevano da palo. Di certo è che la questione sta preoccupando, dicevo, tantissimo l'intera zona. Spetta ora agli inquirenti riuscire a recuperare, raggiungere e rintracciare i malviventi che hanno ferito in maniera così importante questa anziana e il figlio. Da Marostica, Marsan per la precisione, è tutto. Federico, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa, grazie a Vanessa Banzato e ad Alberto Pivetta per questo collegamento da Marostica. Vedremo anche qui la cronaca e gli sviluppi dove ci porteranno. Subito a Padova ora, dove c'è Valentina Visentin in compagnia
di Federico Cibotto. Ci saranno tra un attimo, arriveranno sicuramente, perché è in corso una manifestazione, credo che si sia conclusa da pochi minuti in Prato della Valle a Padova, una manifestazione pro-Palestina, una delle varie manifestazioni che in Veneto in questi minuti, in queste ore si stanno moltiplicando. Ce n'è una in particolare a Venezia che vede decine di migliaia di manifestanti che sono arrivati anche al porto di Venezia con l'intento proprio di bloccarlo, quindi lì certamente più tensione rispetto alle altre località in cui ci sono queste manifestazioni in corso. Tra un po' andremo anche a Venezia, che vedete in questo momento, nel senso che queste sono le immagini che arrivano in diretta dalla manifestazione di Marghera, Mestre, Venezia, che sono seguite, manifestazione che è seguita dai nostri inviati e che tra poco sentiremo anche raccontarci come sta andando. In attesa di collegarci con Valentina Visentin, direi che possiamo andare a Bassano per parlare di un'antenna 3G che fa discutere, perché è un'antenna che appunto dovrebbe sorgere. Ovviamente ci sono state delle proteste, non è la prima tra l'altro in questa zona del Bassanese che accende la discussione, quindi è stato aperto questo cantiere da pochi giorni per una nuova antenna 5G a Bassano e tra l'altro siamo anche a ridosso del centro storico. Vediamo. Tra le poste, il Teatro da Ponte e il Tempio Ossario sta sorgendo da alcuni giorni un'altra antenna per la telefonia. Non è né la prima né sarà l'ultima, ma la collocazione a ridosso del centro storico e in una zona particolarmente sensibile riapre per l'ennesima volta il dibattito in città. L'iter si è aperto a ottobre 2024 con la richiesta dell'azienda al comune, proprietario dell'area, di installare l'impianto. Le antenne per la telefonia mobile sicuramente non piacciono a nessuno e a nessuno fa piacere averle sotto casa o sopra la propria casa, visto che sono alte oltre i 30 metri. Se fossimo in contesti naturalistici si chiamerebbero ecomostri, qui sono dei mostri urbani sicuramente, in centro storico ancora di più. Ci sono due argomenti da affrontare quando si parla di antenne, secondo noi. Uno è quello della sicurezza per l'inquinamento elettromagnetico, ma qui c'è una normativa complessa e un monitoraggio per cui si deve ritenere che sia tutto sicuro nei limiti di legge. L'altro problema, l'altra questione è quella estetica del contesto in cui queste antenne vengono inserite e su questo si può discutere molto. L'impatto, anche solo ad immaginarselo, sarà notevole, anche se tutto rientra in un piano antenne nazionale comunale. Ora il Consiglio di quartiere, che non è riuscito a ottenere lo spostamento altrove, si trova di fatto disarmato di fronte all'avvio dei cantieri. Riteniamo che di fronte a situazioni così complesse e dove gli stessi comuni possono fare molto poco, sia doveroso informare i residenti e i cittadini della situazione e di quello che li aspetta, perché trovarsi dalla mattina alla sera il cantiere non fa piacere a nessuno, è meglio essere preparati. E poi abbiamo chiesto che il comune facesse un comunicato stampa, un comunicato comunque alla cittadinanza, quando la situazione ormai era consolidata. E in più abbiamo anche chiesto che i canoni di concessione di questa antenna, almeno in parte, venissero destinati a iniziative a favore del recupero del centro storico. Ecco, su queste tre cose noi non abbiamo ricevuto mai risposta. Intanto il cantiere avanza in attesa del prossimo e di quelli successivi. 12:13, dopo l'antenna 5G di Bassano, torniamo a Padova, dove avevamo deciso di collegarci e dove ora riusciamo a vedere sia Valentina Visentin che il suo ospite. E, insomma, quindi grazie a Valentina, grazie a Federico Cibotto. A te, raccontaci cosa è successo in Prato della Valle. Sì, buongiorno da Padova. In tantissimi, in centinaia questa mattina si sono radunati qui in Prato della Valle a partire dalle 9 e fino a pochi minuti fa ci sono ancora molti partecipanti per appunto manifestare contro la guerra, contro il genocidio. Erano tanti genitori, bambini e tanti insegnanti, tutti insieme per uno sciopero che veramente ha unito tutti e che ha portato centinaia di persone qui in Prato della Valle con un messaggio chiaro contro la guerra e soprattutto a pensare a
riflettere quanto sta accadendo ai bambini che si trovano a Gaza in questi giorni così difficili. E tante erano le maestre, le insegnanti, perché si parla di guerra anche a scuola, anche in classe, ed era giusto essere qui oggi per dare un messaggio anche ai vostri ragazzi, perché si parte dall'educazione per sconfiggere la guerra. Si parte dall'educazione e non possiamo non far capire ai nostri ragazzi e dire ai nostri ragazzi che ci sono bambini dall'altra parte del mondo, che sono nati nella parte sfortunata del mondo e che hanno diritto ad avere un'infanzia e una prospettiva di vita tale e quale la loro. Noi ci siamo detti e ci siamo chiesti se fosse nostro figlio. I nostri bambini vivono in una comfort zone che gli permette di andare a scuola, di giocare, di vivere una vita quotidiana da bambini, di vivere la loro infanzia, e in questo momento dall'altra parte del mondo, anzi neanche tanto lontano, ci sono bambini ai quali vengono amputati arti senza neanche anestesia, che non hanno una prospettiva per l'indomani, neanche per la giornata stessa. E quindi è fondamentale per noi maestre far arrivare ai nostri alunni questo messaggio, che non sono soli al mondo, che tocca a loro adesso pensare a costruire un mondo in cui queste cose non avvengano più. Grazie alla maestra Sabrina, che oggi ha scelto di essere qui. È una giornata di mobilitazione oggi a livello nazionale ma anche in Veneto. Gli occhi ovviamente sono puntati su Marghera, ma anche qui a Padova continua la mobilitazione oggi, con un corteo che poi è previsto alle 18 di questa sera da piazza Garibaldi, sempre per lanciare un chiaro messaggio contro la guerra e a sostegno del popolo palestinese. Da Padova è tutto, da Prato della Valle è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Visentina e a Federico Cibotto. Quindi questo era il risvolto, diciamo così, padovano della manifestazione Pro-Pal. Adesso rimaniamo sempre nel padovano, perché sono stati condannati i genitori di Christian, il bambino di Limena annegato nell'estate del 2021 mentre era in piscina a San Pietro in Gu. Condannata anche la bagnina che doveva vigilare la vasca nella quale è avvenuta la tragedia. Condannati a 4 mesi con la sospensione della pena per non aver sorvegliato il loro bambino che era in piscina senza braccioli pur non sapendo nuotare. La condanna del Tribunale Monocratico di Padova, Emanuele e Elisa, genitori del piccolo Christian Menin, il bimbo di 6 anni annegato nell'agosto del 2021 mentre era in piscina a San Pietro in Gu. Condannata a 4 mesi anche la bagnina, assolti invece il gestore dell'impianto e il responsabile dello staff dei bagnini. Si attendono i risarcimenti che verranno decisi in sede civile. Per i giudici, i genitori sapevano che il figlio non era in grado di nuotare da solo, eppure lo hanno lasciato vicino alla piscina senza controllare se avesse o meno i braccioli. La bagnina invece avrebbe dovuto sorvegliare con maggiore attenzione la vasca dove è annegato il piccolo Christian. La bagnina quel giorno di agosto del 2021 ha trovato Christian che galleggiava a pancia in giù, lo ha trascinato fuori e praticato la respirazione, ma il bambino era stato per 5 lunghi minuti sott'acqua e non si è più risvegliato. Adesso andiamo in Friuli Venezia Giulia, perché ricorderete l'incidente che ha visto coinvolto uno scuolabus in provincia di Udine e il peggio è passato, però ora Rosa Ingenito spera di tornare al suo lavoro ed è l'accompagnatrice che ha messo in salvo i bambini e che parla ai microfoni. Io ho dovuto raccontare la favoletta, andiamo fuori che c'è un drago che sputa fuoco, perché la mia preoccupazione era che se si incendiava il pulmino non raccontavamo. Dopo l'incidente non si è persa d'animo, ha individuato la via di fuga più rapida e ha messo in salvo i bambini. Rosa Ingenito ha pensato prima a loro, i suoi bambini, quelli che ogni giorno accompagna a scuola al mattino e li riprende per riportarli a casa dai loro genitori al termine della giornata. E non ho visto proprio l'incidente, ho sentito solo un botto e io da destra sono andata a sinistra con tutti i bambini che poi dopo piangevano, urlavano. Poi ho sentito il botto, il mio istinto di mamma, di nonna, la prima cosa che ho fatto, ho rotto il vetro e ho portato fuori i bambini. I grandicelli, quelli di quarta e quinta e terza, se la sono cavati di buttarsi fuori. I piccolini, che erano 6, piano piano l'ho dovuto portare fuori. Momenti concitati, la paura che il pulmino prendesse fuoco da un momento all'altro, con varie contusioni e un braccio già rotto, ha messo tutti al sicuro prima di svenire e ritrovarsi in ospedale.
perché chi piangeva, chi urlava, che vedevo che era sangue dall'abbraccio, dal viso, dal ginocchio. Ho detto mettetevi tutti qua che adesso ci mettono i cerotti. C'è stato un bambino che era col piede sotto lo zaino, non riusciva e voleva prendersi la scarpa. Io ho detto andiamo fuori. E poi io ho dovuto staccare anche la cintura all'autista che era rimasto bloccato lì sul posto, sottosopra, ovviamente non riusciva a muoverla. Ora è tornata a casa, non sarà facile dimenticare questa brutta avventura, ma lei già non vede l'ora di tornare con i suoi bambini. Il 26 e 27, che è sabato, c'è l'inaugurazione della scuola che il comune di Treppa ha messo a posto, perciò mi stanno aspettando. E allora questo avviene in queste ore a Udine dopo la tragedia che è stata veramente sfiorata con quel pulmino con i bambini a bordo che ha avuto quell'incidente. Torniamo in Veneto, nel Vicentino, per parlare della ex scuola Baronio di Vicenza, in Viale Trento, che resta occupata scusate, dagli attivisti, quindi si infiamma la polemica politica. L'occupazione dei locali abbandonati dell'ex istituto Baronio da parte dei militanti del centro sociale Bocciodromo, che in un primo momento doveva essere solo temporanea, diventa, nelle intenzioni dichiarate dagli attivisti, la sede del nuovo centro sociale, parallelamente ad un presidio Notav che resta invece nella sede storica del Bocciodromo ai Ferrovieri, destinata ad essere abbattuta per i lavori dell'alta velocità. Questione che ha acceso le polemiche politiche. Tuonano le opposizioni, a prescindere che i locali di Viale Trento siano una proprietà privata, chiedono l'attenzione dell'amministrazione puntando sul rispetto delle regole. Ma la posizione è di ferma condanna rispetto a una città che è nelle mani dei centri sociali. Questa è la realtà, questo è quello che vediamo tutti i giorni, da alcuni mesi, un'amministrazione comunale assente. Se cominciamo ad occupare a caso tutte le proprietà private, capite che creiamo un danno anche di immagine alla città, ma anche economico a chi vuole investire sulla nostra città. Non può essere questa l'immagine di Vicenza, che è una città che è fatta di cittadini che rispettano le regole e che tutti i giorni vanno a lavorare. Queste persone devono lasciare immediatamente l'area e se non lo dovessero fare, quest'ora è perfetto, devono intervenire per liberarla. A stretto giro arriva la replica del primo cittadino. La nostra posizione è sempre la stessa, per quella è la posizione della legalità e quindi le occupazioni non possono essere abusive, lo abbiamo detto in passato e lo ripetiamo oggi. L'auspicio è quello che si trovi una soluzione che sia regolare, che sia legale e quindi su questo fronte noi continuiamo a pensare sempre la stessa cosa. Dal punto di vista dell'ordine pubblico, come noto, nonostante le polemiche delle opposizioni, non è il sindaco, non è il comune a decidere se sgomberare o meno un immobile, è una scelta che compie il prefetto insieme al questore. Il prefetto e il questore stanno gestendo in maniera molto intelligente, molto acuta, molto attenta a tutte le tensioni legate all'alta velocità e alle condizioni complicate che stiamo vivendo e quindi per quanto mi riguarda c'è sempre totale, piena fiducia nelle azioni delle istituzioni che sono presenti sul territorio. Da Vicenza andiamo subito ad occuparci della manifestazione che si è snodata, che si sta snodando tra Mestre, Marghera e il Porto di Venezia, con Edi Calima che è con noi, alla quale chiediamo di raccontarci dov'è, cosa sta succedendo, un po' un riassunto, ma soprattutto se c'è tensione. Certo Federico, noi siamo esattamente con Edoardo Paris, che ringrazio, che mi sta seguendo da questa mattina alle 10 in mezzo al corteo, esattamente nel mezzo. Tanta la gente che è accorsa e che sta popolando il corteo e che ha deciso di stazionare e bloccare il porto ad oltranza. Siamo partiti alle 10 dal centro di Marghera, arrivati qui al porto intorno alle 11:15 e da quell'ora si è fermi qui, nessuna tensione, anche se il dispiegamento di forze dell'ordine è imponente. All'inizio del corteo, dove si trova
Sandro Ponchio con Ilaria Marchiori, un dispiegamento che blocca la strada di fatto di poliziotti in tenuta antisommossa e camionette con tanto di paratie per non far passare nessuno. Se sei d'accordo al volo, io Federico ti faccio ascoltare un po' di voci. Fermiamo delle persone che sono qui con dei camici e ora chiediamo il perché sono qui. Mi scusi, siamo in diretta. Siamo qui in diretta perché siete qui e siete qui con il vostro camice? Perché per noi è importante rappresentare anche i nostri colleghi palestinesi che sono stati uccisi da assassini, e quindi ecco, questo è... In solidarietà insomma ai medici e infermieri che hanno perso la vita durante il loro lavoro per salvare le persone. Esattamente. Sì, ciao, noi siamo i sanitari per Gaza di Verona e siamo dei sanitari che vogliono sensibilizzare le persone a questa grave crisi umanitaria e sanitaria che c'è a Gaza. 1677 e di più sanitari sono stati uccisi, molti sono detenuti nelle prigioni torturati per evitare la cura delle persone adesso e anche in futuro, perché non ci saranno più medici sanitari disponibili per curare le nuove generazioni e per insegnare agli altri. Grazie mille, grazie. Noi Federico torniamo nel mezzo del corteo e quando vorrai, noi siamo sempre collegati, ti faremo vedere insomma come si evolverà il corteo per tutto il resto della giornata. Grazie allora Edi Kaliman e Edoardo Paris che stanno seguendo la manifestazione da questa mattina. Poi ci collegheremo anche con Ilaria Marchiori che è in un altro punto della stessa manifestazione, ma prima, tornando alla cronaca nera, andiamo a Riese Pio X perché per noi c'è Christian Arboit che con Nicoletta Rizzetto che ci parla di una caccia al maniaco, una vicenda davvero inquietante con vittime tra i 13 e i 16 anni. Christian, a te. Federico, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto. Ci troviamo a Riese Pio X dove sabato pomeriggio è stato tratto in arresto quello che possiamo definire come un maniaco seriale, un molestatore vero e proprio. Le sue vittime hanno tra i 13 e i 16 anni, colpiva ormai da qualche settimana, era super attenzionato dai carabinieri che appunto poi attendevano un suo passo falso. Il passo falso è avvenuto appunto sabato pomeriggio. L'uomo era a bordo della sua bicicletta quando ha avvicinato una ragazzina 14enne, anche lei era a bordo della sua bicicletta. Questo è avvenuto in via Abruzzo a Castelfranco Veneto. C'è stato l'avvicinamento con cattive intenzioni. L'uomo ha palpeggiato nelle parti intime la ragazzina che chiaramente ha attirato l'attenzione, ha urlato e ha messo in allarme anche le coetanee che a loro volta l'hanno aiutata, hanno cercato di far dileguare il maniaco e poi hanno chiamato correttamente il 112. I carabinieri hanno trovato quest'uomo poco dopo a bordo della bicicletta qui in via Castellana a Riese. Alla fine possiamo parlare di 5 episodi, di 5 denunce in poche settimane. C'era anche una certa ansia qui in zona e fra poco ne parleremo con il sindaco di Riese Pio X, Ombretta Basso. Prima però di parlare con il sindaco, Federico, ti farei sentire il tenente colonnello Stefano Mazzanti, comandante del nucleo operativo dei Carabinieri di Treviso, che ci racconta, che entra nel merito di questa operazione, che entra nel merito di questo blitz. Il colonnello Mazzanti.
Tenente Colonnello Mazzanti, da quanto tempo eravate sulle tracce di questo soggetto, di questo 44enne? Beh, allora, la situazione era già chiara dopo il 14 di settembre, dopo i fatti del parco di Altivole, quando noi, grazie anche alla testimonianza dei ragazzi che erano presenti sul posto, avevamo comunque identificato il soggetto, che chiaramente poi abbiamo seguito nei giorni successivi. Ha fatto un altro tentativo il giorno 16, sempre nei confronti di alcuni minori, e finalmente il 19, insomma, dopo qualche giorno l'abbiamo colto nella quasi flagranza, perché aveva avvicinato questa ragazza alla quale poi aveva palpeggiato le parti intime, e anche in quel caso le amiche erano riuscite a metterlo in fuga, e l'immediato intervento fatto tramite il 112 ha consentito ai carabinieri di intercettarlo e di trarlo in arresto. Ecco, diciamo che voi lo avete seguito, peniato per giorni, in modo da coglierlo proprio sul fatto. Sì, era importante che, insomma, questa cosa si risolvesse il prima possibile, anche perché, insomma, i reati che aveva commesso, per le quali chiaramente adesso risulta indagato, erano comunque reati esecrabili che andavano a colpire dei minori, quindi era la necessità che andasse fermato subito, insomma. Parliamo di 5 episodi nel complesso, 2 ad Altivole, 2 nella Castellana e poi l'ultimo di Riese. Sì, confermo, sono questi episodi che sono stati commessi in, possiamo dire, quasi rapida successione. Vai. Sottoposto a perquisizione personale, questo soggetto è stato trovato in possesso di un coltello pieghevole con lama di 7 centimetri, questa arma impropria che è stata posta sotto sequestro, ma soprattutto nella sua abitazione sono stati rinvenuti indumenti ritenuti riconducibili alle prime vittime, perché parliamo comunque di molestie molto pesanti. I primi episodi, ce lo ha confermato il tenente colonnello Mazzanti, sono quelli di Altivole, più o meno 10 giorni fa. Sindaco Ombretta Basso, c'era una certa apprensione qui in Castellana, in tutto il territorio, per questi fatti che si stavano susseguendo? C'era una certa preoccupazione, sì, e per fortuna appunto questo caso è stato risolto, anche se devo dire, come sindaco, come mamma anche e come donna, sono davvero indignata che questi fatti possano ancora accadere. Per fortuna appunto i nostri carabinieri l'hanno trovato ed è stato portato in carcere. Io sono vicina a queste ragazze e alle loro famiglie, perché questi episodi segnano profondamente la vita di una donna, quindi spero davvero che non ce ne siano ulteriori, anche se penso che bisognerà fare un lavoro di educazione a livello sociale per prevenirli. Non basta soltanto aiutare adesso queste vittime, bisogna anche dare, tra virgolette, una mano a queste persone che è evidente non sono normali, non sono, tra virgolette, sane di mente, a evitare di commettere questi atti. Ecco, l'aspetto, diciamo così, incoraggiante, possiamo utilizzare questo termine, è che in tutti questi casi altre coetanee sono venute in qualche modo in soccorso, non si sono girate dall'altra parte. Certo, questo è importantissimo, e posso dire che però è stata una fortuna. Non è però, secondo me, pensabile o non è concepibile anche il fatto che una debba sentirsi sicura di percorrere le nostre strade solo se è in compagnia di altre ragazze o di altre persone. E noi dobbiamo assicurare la sicurezza appunto del nostro territorio a tutti e a tutte, a qualsiasi età. Ora, tra l'altro, c'è da occuparsi delle vittime, come lei diceva bene, e in questo caso i comuni, anche in forma aggregata con l'ULSS, possono fare qualcosa, mettendo a disposizione, che ne so, un supporto psicologico? Certo, per quanto riguarda Riese Pio X, noi abbiamo un supporto psicologico per le donne, proprio il centro donna, e c'è sempre, ogni 15 giorni c'è la possibilità di entrare qui e trovare uno psicologo, una donna che ti dà supporto per qualsiasi difficoltà. In questo caso, a maggior ragione, loro possono usufruire dei nostri servizi.
Va detto che tutti i fatti, perlomeno quelli noti, sono stati denunciati, quindi poi c'è stata la formalizzazione in caserma delle querele, le minorenni sono sempre state accompagnate dai genitori e quindi poi diventano anche delle questioni familiari e collettive, e da qui l'esigenza di fare rete. Certo, non soltanto appunto all'interno del comune ma tra i comuni, ma su questo stiamo lavorando parecchio in quest'ultimo periodo, vedi anche per la costituzione dell'ATS, ma anche noi come Unione dei Comuni della Marca Occidentale, e comunque tra comuni, tra sindaci ci parliamo, anche tra assistenti sociali, quindi una rete c'è, bisogna continuare a rafforzarla e a renderla più densa. Grazie, Grazie Sindaco Ombretta Basso. Federico, solo il tempo di ricordarti che questo soggetto è in carcere a Santabona in attesa di udienza di convalida. Il titolo di reato, l'ipotesi di reato per la quale si procede è quella di violenza sessuale su minore. Parliamo di un soggetto pregiudicato già noto alle forze dell'ordine per reati contro la persona, ma mai, questo l'ho appurato, per violenza di genere. Quindi insomma si apre un nuovo capitolo, le indagini comunque proseguono anche con l'ausilio del sistema della videosorveglianza qui nella Castellana. Per il momento da Riese Pio X è tutto. Federico, con Nicoletta Rizzetto ti restituisco la linea. Grazie Cristian, grazie a Nicoletta Rizzetto naturalmente, che ti ha assistito sul piano tecnico, come sempre puntuale e preciso nella tua descrizione. 12:35 di questo lunedì 22 settembre. Ci siamo collegati con Mestre per la manifestazione Propal, ci ricollegheremo sempre con Mestre tra poco. Siamo stati a Padova, a Vicenza, adesso nel Trevigiano per tornare a parlare di quello che è accaduto a Montebelluna con la morte di Riccardo De Anna, il fisioterapista di 36 anni che è morto dopo essere precipitato sulle torri di Neva tra Bellunese e Trentino, e quindi insomma un po' un ricordo di questo ragazzo. Riccardo è una persona squisita, lascia un grande vuoto, era una persona che arrivava sempre col sorriso, aveva sempre proprio un sorriso per tutti, e è difficile commentare perché abbiamo perso veramente un amico che ora ci guarda da lassù e sicuramente ci sorriderà ancora, però lascia un vuoto grande all'interno della contrada di Posmon. A ricordare Riccardo De Anna, l'alpinista 36enne di Montebelluna, morto dopo essere precipitato per un'ottantina di metri sulle torri di Neva, è l'amico Nicola Badoer, già capomastro della contrada di Posmon, della quale Riccardo faceva parte per il Palio di Montebelluna. Fisioterapista, De Anna era stato anche atleta e massaggiatore della contrada, dove tutti lo conoscevano fin da bambino. Un giovane generoso e altruista, tutti lo ricordano per il suo impegno sempre a favore della comunità. Non ci credevamo, ieri quando abbiamo appreso questa notizia ha scosso tutti quanti, infatti anche oggi alla Montebelluna in rosa l'abbiamo voluto ricordare, e in questa manifestazione che anche lui amava e veniva, perché era sempre partecipe, era un volontario, una persona che dava tutto per la comunità. E alla corsa benefica della Montebelluna in rosa il pensiero di tutti è andato a questa giovane vita spezzata. Un ragazzo di 36 anni che purtroppo è venuto a mancare seguendo la propria passione, la passione per la montagna. Abbiamo voluto ricordarlo tutti quanti insieme, tutta la comunità di Montebelluna qui presente. Durante la corsa in rosa io porgo le mie più sentite condoglianze veramente alla famiglia e a tutti gli amici del CAI con i quali ho anche un rapporto speciale. Riccardo De Anna, che abitava con Tea, con la mamma, era iscritto al CAI. La sua grande passione negli ultimi anni era diventata la montagna. Era un alpinista esperto ed allenato. I compagni non si capacitano di cosa possa essere successo mentre saliva incordata la torre meridionale sulle vette feltrine al confine tra Bellunese e Trentino. Andiamo avanti con la cronaca, con la mamma di Chiara, la giovane turista padovana che è morta a Napoli lo scorso anno, colpita, ricorderete, da una statuetta lanciata da un palazzo, e allora la madre racconta l'emozione dell'incontro con Papa Leone XIV. È stata una grandissima emozione, mi trema ancora la voce, una giornata veramente molto intensa
e soprattutto per il fatto che ci è stata data questa data, il 17 settembre, che è proprio la data in cui Chiara è mancata, quindi ha avuto, diciamo, questa giornata un potere enorme. Le parole scambiate con Papa Leone le porterà sempre nel cuore e resteranno un momento esclusivamente privato per Cristina, Gianfranco e Roberta, genitori e sorella di Chiara Iaconis, la trentenne padovana, morta un anno fa a Napoli, colpita da una statuetta lanciata da un terrazzo di un condominio. L'incontro con il pontefice, avvenuto proprio nell'anniversario del lutto che ha segnato le loro vite, è stato un grande momento di conforto per la famiglia Iaconis ed è stato fortemente voluto da mamma Cristina, che aveva contattato nei mesi scorsi Papa Francesco e poi, dopo la sua morte, la segreteria del nuovo Santo Padre. È stata una morte assurda, veramente assurda, però se posso dirle, questi giorni che abbiamo passato prima a Napoli con il concerto che hanno fatto in sua memoria e poi a Roma con il Papa ci hanno veramente dato tanto conforto e devo dire, se mi lasciate passare questa parola, siamo un attimo più sereni. Chiara è sempre con Cristina, che indossa i suoi occhiali da sole. Chiara è nelle coincidenze e nei progetti che la famiglia sta portando avanti in suo nome. Chiara è sempre presente tra noi, ci manda molti segni e devo comunque dire che è bello sentire che comunque c'è, perché questo ci dà la forza per andare avanti. Ad un anno dalla morte della giovane risulta indagata una coppia di Napoli, genitori del bambino che avrebbe lanciato la statuetta di onice che ha colpito in testa la trentenne padovana. Si attende la chiusura delle indagini e poi finalmente la famiglia spera sia fatta giustizia. C'è la scadenza dell'anno, quindi noi siamo qui in attesa che le indagini si chiudano e quello che vogliamo non è vendetta, è soltanto giustizia per Chiara e anche per noi. Torniamo nel Bassanese per la vicenda del parco agrivoltaico, una partita delicata. Il comune di Rosà cala l'asso, coinvolge Bassano e Cartigliano con una delibera che potrebbe cambiare le carte in tavola. Sentiamo Ferdinando Garavello. La scadenza per la presentazione dei documenti sull'agrivoltaico di Rosà è stata spostata al 17 ottobre dalla Regione e il Comune ha deciso di calare l'asso in questa delicata partita a carte. Le carte non sono quelle da gioco, ma i documenti e i faldoni che viaggiano fra la Pedemontana e Venezia per un progetto che potrebbe portare 73.000 metri quadrati di pannelli in modalità agrivoltaica nelle campagne del paese. Giusto per fare un confronto, è esattamente il doppio del centro storico di Bassano, compreso fra il Ponte Vecchio, il Viale dei Martiri e giù fino al Tempio Ossario. E proprio a Bassano guarda l'amministrazione di Rosà, che ha predisposto una delibera di consiglio comunale che potrebbe cambiare le carte in tavola in modo definitivo. Il provvedimento è stato condiviso già con i bassanesi e con il municipio di Cartigliano, in modo da creare una muraglia attorno alle campagne nel mirino del privato, formata da 3 amministrazioni, decine di migliaia di abitanti e un movimento d'opinione saldamente radicato nel territorio. In soldoni la delibera esprime la netta contrarietà all'impianto e conferma la volontà di adottare, assieme agli altri comuni coinvolti, una posizione istituzionale, un muro che dimostri che il territorio è compatto su questo argomento. Il faldone sarà poi trasmesso a Regione, Provincia e Sovrintendenza. La lista delle perplessità, chiamiamole così, è piuttosto lunga e comprende, fra l'altro, il timore di perdere l'ultima superficie a vocazione agricolo-ricreativa dell'area, con impatti negativi sulla salute della popolazione, sia per i campi elettromagnetici indotti dall'impianto, sia dalla cancellazione di un'area verde che disperde calore. Nel documento si parla poi della contrarietà di cittadini, associazioni e operatori agricoli e delle ricadute del maxi agrivoltaico sulla zona agricola speciale a parco, varata molti anni fa per salvare quella zona dalle escavazioni. Si legge chiaramente un riferimento alla disciplina di salvaguardia in vigore con un divieto assoluto di edificabilità. Insomma, un pacchetto tanto corposo quanto pesante che in caso di approvazione da parte dei consigli comunali di Bassano e Cartigliano approderà negli uffici competenti con possibili effetti deflagranti sull'iter. La scadenza, dicevamo, è fissata a metà ottobre, ma perché il provvedimento possa entrare nelle assemblee dei dirimpettai serve un'accelerazione, fanno sapere i ben informati. Intanto Rosà andrà in consiglio comunale con il pacchetto pronto da approvare entro una manciata di giorni. E gli altri che faranno? E adesso, in questi ultimi giorni d'estate, facciamo un bilancio dei casi di arbovirosi, che sono i virus
che vengono trasmessi dalle zanzare nel Padovano. Tra l'altro c'è stata anche una bimba di, pensate, solo 3 anni colpita dal West Nile. Quest'anno abbiamo dimensioni molto più ridotte, abbiamo circa un 10% rispetto a quella numerosità del 2022 e pur avendo alcuni casi anche gravi non abbiamo avuto situazioni di fortissima pressione. Ecco, abbiamo avuto però dei casi molto particolari, per esempio ricordo che per la prima volta abbiamo avuto un bambino, una bambina per precisione molto piccola di 3 anni che poi è stata bene, completamente ripresa, ma che ha avuto una sindrome neurologica legata a questi virus che sono quelli trasportati che si chiamano arbovirosi. Meno di una trentina i casi di West Nile registrati nel Padovano quest'estate, numeri contenuti rispetto a quella del 2022 quando furono più di 200 i casi con forme gravi, alcuni casi di dengue e uno di chikungunya, tutti di importazione e non autoctoni nel Padovano. Importante in questi casi è la disinfestazione per evitare epidemie come quella registrata nel Veronese, dove i casi di chikungunya sono al momento 50. Sono 2 le azioni principali. Una è quella che sta facendo la sanità pubblica con i comuni e con le ditte di disinfestazione, cioè appena viene fuori un caso, intorno a 300 metri della residenza andare immediatamente a intervenire, in maniera da ridurre il numero delle zanzare potenzialmente infette e ridurre la possibilità di trasmissione. L'altro è proteggersi in maniera individuale. Importante anche la prevenzione personale, continua l'esperto dell'USL Sayugane, usando repellenti per evitare di essere punti da zanzare e papataci, vettori di questi virus che in alcuni casi, soprattutto nei soggetti fragili, possono degenerare in forme gravi. Virus che con l'estate dovrebbero sparire, lasciando però spazio all'influenza stagionale. Per questo, con l'inizio di ottobre è già tutto pronto per avviare la campagna vaccinale. Ci vuole un po' di tempo perché l'immunità prodotta dalla vaccinazione sia presente. Ecco, ci vuole un paio di settimane, quindi partire al 1° di ottobre e poi procedere con le vaccinazioni nel mese di ottobre e novembre principalmente è un periodo appropriato. Stiamo effettuando la distribuzione dei vaccini, per la provincia di Padova sono più di 180.000. 12:45, guardavo l'ora per darvi questo aggiornamento, quindi 12:45 di questo lunedì 22 settembre. Abbiamo parlato di molti temi, già di molti argomenti. Torniamo sulla cronaca perché c'è stata una vicenda veramente poco piacevole nei giorni scorsi, con una barista che è stata aggredita e picchiata da alcune bulle. Vediamo cosa è successo. Un orario tranquillo questo per l'area della stazione di Padova, dove si sono ripetute purtroppo nelle ultime settimane degli episodi molto gravi con aggressioni commesse da una banda di ragazzine, una addirittura 13 anni, ai danni di una ristoratrice cinese, nell'ultimo caso a cui addirittura sono state strappate delle ciocche di capelli, ma anche di una donna disabile. Un'area dove comunque sì, viene sempre con molta attenzione, ed ecco che cosa ci hanno detto le persone che ci passano, perché questo resta un punto di transito importante, o ci lavorano. Io che 42 anni che sono qui e si è degradata parecchio, e sì che non siamo in grado di convivere con queste persone, perché è difficile diciamo, il dialogo. Tutto quello che succede non è dovuto alla non accettazione da parte nostra, ma loro che fanno fatica di inserirsi, però nei momenti verso le 18, le 17:30 eccetera è un disastro. Hanno fatto bene di confermare la zona rossa. Io una paura non ce l'ho, sinceramente. Vedo che dissento più che altro, però io non ho paura, io mi muovo, basta. Sicuramente magari verso sera tardi, quando comincia a fare scuro e non c'è più nessuno che magari è in zona, in giro, qua in stazione sicuramente. Adesso la mattina è ancora vivibile? Sì, la mattina sì, c'è un sacco di gente, quindi sì. Se è buio sì, io sì. Però di giorno no, perché sto attenta a dove passo, non ho paura. Lei la zona la frequenta per motivi di studio? Per scuola sì, ma anche per altre cose. Sono sempre qua io, quindi sì, tranquillamente mi giro.
quando comincia a fare buio anche per il centro ho paura, sì. Dipende, ma tutte le nazionalità è qua. Per noi tranquillamente, nessun problema. E allora questi un po' i commenti del giorno dopo. Vediamo però, facciamo un passo indietro e vediamo proprio la cronaca di questa vicenda di cronaca. Calci e pugni a raffica le hanno tirato i capelli strappandoglieli a ciocchi, una violenza inaudita verso la barista che aveva appena vietato a una di loro di usare le slot machine. Le responsabili di questa aggressione sono 4 ragazzine minorenni, 2 di loro hanno appena 13 e 15 anni e sono state identificate e denunciate dalla squadra mobile di Padova. I poliziotti erano intervenuti in zona stazione lo scorso 3 settembre. Una 50enne cinese titolare di un bar era appena stata picchiata dal branco di ragazzine. La donna, dopo aver capito che erano minorenni, si era avvicinata a loro e aveva vietato di usare le slot machine. Per tutta risposta è stata prima insultata con frasi razziste, poi buttata a terra e colpita con calci e pugni in un crescendo di violenza. Una 13enne, la più violenta del gruppo, le ha strappato anche le ciocche di capelli. A dare l'allarme alcuni passanti che avevano notato la scena hanno chiamato la polizia. Grazie alle telecamere di sorveglianza i poliziotti in poche ore hanno identificato 2 delle 4 ragazze. La 13enne, italiana di origine albanese, da marzo ad oggi è già stata segnalata all'autorità giudiziaria ben 4 volte per lesioni provocate a giovanissime vittime o aggressioni a coetanee per derubarle. L'altra identificata invece è una 15enne marocchina, anche lei già nota alla questura perché ad agosto era stata denunciata per molestie e disturbo ad altre persone. Per lei è scattata anche la misura dell'avviso orale. Preoccupa questo crescendo di violenza minorile tra le ragazze. Ad agosto, sempre a Padova, un altro gruppetto di 13enni in stazione aveva bullizzato e vessato una disabile. Nei primi 7 mesi dell'anno in tutta la provincia di Padova sono stati 107 minorenni segnalati alla Procura della Repubblica, al Tribunale dei minori di Venezia, 92 i minorenni indagati e 15 invece quelli arrestati per spaccio, lesioni e rapine. Focus TG, siamo insieme da mezzogiorno e rimarremo in compagnia fino alle 13:30 con altri collegamenti, con la politica che tra poco inizieremo ad affrontare, insomma tutte le notizie che vi servono per essere aggiornati su quanto accade nel nostro nord-est. Una breve pausa, poi torniamo. (12:53), bentornati ancora insieme con Focus TG. Come sapete, come vi ho ricordato tante volte, fino alle 13:30 staremo in compagnia. Apriamo una pagina politica perché ovviamente tutti sapete che ieri c'è stato il raduno della Lega Pontida, insomma questa tradizione che si ripete, e proprio di questo parleremo tra poco anche in studio. E quindi insomma un po' come introduzione ci appoggiamo al servizio di Lina Paronetto che ci racconta che cosa significa Pontida. La sua è una forza tranquilla, determinato, coraggioso, già sindaco e parlamentare, e chissà cosa gli riserverà il futuro. In alto le bandiere del Leone, sventolatele tutte! L'applauso per il figlio del Veneto, Alberto Stefani! Mi perdonerete un po' di emozione, questa è la prima volta che parlo da questo palco e per 20 anni, fin da bambino, sono stato su quel pratone con la mia bandiera, con la bandiera della mia regione in mano, perché questa è la Lega. Gli occhi del Veneto tutti per lui, per Alberto Stefani, sul palco di Pontida da vice segretario federale e candidato in pectore alla regione, anche se l'attesa investitura dal prato di Pontida non è stata ufficializzata. Il suo è il nome forte sul tavolo della trattativa tra il Carroccio e gli alleati di centrodestra, ma il confronto è ancora in corso e al raduno leghista spiega la sua idea di Lega, presente e futura, non senza qualche affondo a quelli che potrebbero diventare i suoi avversari nella corsa a Palazzo Balbi. Siamo la comunità che difende il lavoro, chi produce lavoro, chi tutela il lavoro, non come qualche altro movimento che nei programmi delle elezioni regionali sta lanciando il reddito di cittadinanza regionale. Queste sono offese per i territori come i nostri. Noi siamo la comunità di chi sa assumersi responsabilità, delle persone a cui la responsabilità non fa paura.
La responsabilità non fa paura e chi lo ascolta lo interpreta come un impegno diretto in vista di un'eventuale candidatura. Sfilano sul palco di Pontida amministratori e ministri, ospiti stranieri come il francese Jordan Bardella. Si prende il palco parlando di immigrazione Roberto Vannacci. Filo conduttore lo sdegno e la reazione all'omicidio di Charlie Kirk, ma anche la questione guerra e armamenti. Il segretario Matteo Salvini chiede agli amministratori leghisti di depositare una mozione che ricordi che l'Italia ripudia la guerra e invita tutti alla mobilitazione del 14 febbraio. Sabato 14 febbraio, tutti insieme, protagonisti uno per uno della più grande manifestazione che si ricordi in difesa dei valori, dei diritti, dei confini e delle libertà della civiltà occidentale. Salvini che ricorda dal palco anche Giancarlo Gentilini. E il mio pensiero e il mio saluto a un grande leone, a un grande sceriffo, a un grande autonomista, Giancarlo Gentilini, che oggi sarebbe commosso dal vedere quanti leoni stanno sventolando sul prato di Pontida. I temi delle origini, decentralizzazione, autonomia, rischio islamizzazione dell'Europa. È Zaia l'unico a lanciare un messaggio politico agli alleati di centrodestra. Se il candidato alla presidenza del Veneto sarà un leghista, sarà Stefani, dice, ma se non sarà della Lega sarà un problema. E conclude. Se la Lega chiede che il candidato presidente del Veneto sia ancora un leghista, non è un'azione di lesa maestà per la maggioranza, ma è una legittima richiesta per dare continuità alla nostra amministrazione. Grazie e buona giornata a tutti. Per parlare di politica, di Pontida, ma insomma non solo, anche di politica regionale, do il benvenuto in studio a Roberto Marcato. Buongiorno. Grazie, buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei, assessore regionale alle politiche anche imprenditoriali, ecco, diciamo così, della nostra regione. Le chiedo un attimo solo di pazienza perché insomma queste manifestazioni pro-Palestina che stiamo seguendo da questa mattina, in particolare quella di Mestre Marghera, ci portano a collegarci con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio, così chiediamo a loro, dopo aver sentito da Edi Kaliman come stava andando una mezz'oretta fa, chiedo ad Ilaria, che ringrazio, qual è la situazione e insomma se c'è sempre questa decisione dei manifestanti di non spostarsi da lì. A te Ilaria, buongiorno. Buongiorno anche a te Federico, buongiorno anche ai tuoi ospiti e ai nostri telespettatori. Allora al momento la situazione è comunque stabile, nel senso che quello che vedete ripreso da Sandro Ponchio, i manifestanti sono fermi dove avevano deciso appunto di fermarsi, perché ricordo che il loro obiettivo è sempre stato quello di bloccare il porto, non tanto di creare ulteriore caos, e il loro obiettivo l'hanno effettivamente raggiunto perché il porto da qualche ora è bloccato e questi sono i manifestanti alle mie spalle. Alle spalle invece della nostra telecamera di Sandro Ponchio ci sono le forze di polizia schierate, come abbiamo visto già nel corso della mattinata, le abbiamo fatte vedere più e più volte, pronte qualora dovesse succedere qualcosa o fosse successo fino a poco fa. Al momento tutto è fondamentalmente tranquillo. Qual è la questione? I manifestanti ci hanno chiaramente detto al microfono che rimarranno ad oltranza, quindi non hanno intenzione di lasciare il porto sicuramente a breve. Si è parlato anche di arrivare fino a sera, se non all'indomani. Ovviamente questo non gli sarà permesso, le forze dell'ordine concedono ancora qualche ora di blocco, qualche ora di manifestazione, poi gioco forza saranno costretti ad intervenire, probabilmente come si era prefigurato fino a qualche tempo fa, utilizzando degli idranti, ma al momento la situazione, lo ripeto, continua a rimanere stabile con i manifestanti e i loro cori, il coro di Free Palestine. Poi vi voglio far vedere anche un'azione che comunque non era stata presa in considerazione, non era stata probabilmente organizzata, che è quella di salire sul tetto, quindi ci sono state anche delle persone che sono salite sul tetto, inizialmente anche col volto coperto, il volto travisato, come se ne vedono ancora alcuni, ma per il momento, Federico, questa è la situazione. Qualora dovesse accadere qualcosa, naturalmente noi chiederemo immediatamente la linea. Per il momento qui dal porto di Marghera è tutto.
Grazie Ilaria Marchiori, a Sandro Ponchi, avete fotografato molto bene la situazione e allora nel caso ci risentiremo. Roberto Marcato, insomma, ci spostiamo a Pontida, la prima domanda d'obbligo, com'è andata? Ma diciamo che l'elemento più caratterizzante di Pontida di quest'anno è stata la percentuale di bandiere del Veneto. Di fatto erano quasi esclusivamente bandiere del Veneto e della Liga Veneta e questo è un dato, perché in un momento di trasformazione anche del partito, però ieri Pontida ci ha raccontato che il tema identitario continua ad essere prevalente. Non ho visto altre bandiere di altre regioni. Quello che vogliono i veneti è che si parli di Veneto e che si ascolti. Si parli di territorio, cioè il fatto che ci fossimo noi in maniera così, intanto vanno ringraziati i militanti e la Liga Veneta che ha fatto uno sforzo organizzativo davvero importante, però è evidente io non ho visto bandiere di altre regioni, ho visto solo la nostra. Questo è un tema politico. La Lega non può permettersi il lusso di abbandonare il tema identitario e, come ha detto Fugatti ieri, e io condivido assolutamente, noi siamo antifascisti e anticomunisti. E se abbiamo una prospettiva di esistenza e di utilità nei prossimi anni è solo rimanendo legati al territorio, cioè noi dobbiamo occuparci e preoccuparci dei nostri cittadini. Ma vale anche per la Lombardia, per le altre regioni? Vale per tutti. Infatti a me come dire, la profusione di discorsi su temi che poco c'entrano con noi, non so quanto servano al nostro movimento e agli obiettivi del nostro movimento. Noi dobbiamo rimanere attaccati là. E d'altronde i cittadini ci hanno sempre riconosciuto un grande consenso, parlo del Veneto che è la regione che evidentemente conosco di più, perché noi siamo riusciti a intercettare esigenze, bisogni e valori dei veneti. Io ricordo che non alle ultime ma alle penultime europee la Lega prende il 49,9, cioè un Veneto su due vota Lega, quindi evidentemente per arrivare a un risultato del genere vuol dire che tu sei andato in sintonia. Questo poi si è ribaltato 5 anni dopo, evidentemente quella sintonia si è un po' persa, ma Pontida ci ha raccontato questo ieri. Noi dobbiamo ritornare esattamente là, punto. Poi vorrei parlare anche di lei, però insomma, si è sempre detto che Pontida è anche un po' diciamo, l'occasione per lanciare dei messaggi politici. Ad esempio Zaia che dice: se non sarà Stefani il candidato governatore, o anzi meglio, se non sarà un esponente della Lega, potrebbe esserci un problema. Insomma, io sono 2 anni che lo dico e io comunque rimango sempre dell'idea che un'ipotesi di un tridente d'attacco, come ho detto un anno fa proprio a Focus TG, rimane secondo me l'idea più affascinante, cioè lista Lega, lista Zaia e una lista di amministratori con un candidato o una candidata presidente condiviso. Non avremmo avversari e potremmo, come dire, esplicitare non solo la nostra potenza di fuoco, ma tutto il nostro apparato valoriale e la nostra visione del mondo. Questa rimane per me l'ipotesi migliore. Evidentemente sarà difficile che si arrivi a questo, perché a decidere non sono le segreterie venete ma sono le segreterie romane, per cui si va verso un'alleanza, va bene, purché, come dico da tempo ormai, purché il candidato sia della Lega. Vediamo il generale Vannacci, da molti considerato come valore aggiunto, però insomma ieri ha parlato di 10ª massa che deve essere insegnata nelle scuole, l'islamismo da combattere addirittura, insomma comunque da osteggiare, e allora che ci azzecca con questa Lega? Allora, queste parole d'ordine poco, 10ª massa niente, perché per un partito come il nostro, per un movimento popolare come il nostro,
che nasce dopo le ideologie e orgogliosamente post-ideologico, Decima Mas non c'entra assolutamente nulla, così come bisogna stare molto attenti, nel senso che io lo dico da anni e su questo credo che mi sia riconosciuto da anni. Dico che la clandestinità, l'immigrazione clandestina è un problema, che l'accoglienza come l'abbiamo immaginata noi, non noi ma sicuramente la sinistra, è un modello di accoglienza completamente sbagliato, perché si basa innanzitutto sui diritti e non sui doveri. Invece chi arriva in un paese nuovo e arriva da immigrato deve innanzitutto capire che ci sono delle regole che vanno rispettate e non si può mettersi a contrastare la cultura, la storia, le radici di un popolo. Tu che arrivi devi capire che sei in un paese che ti sta ospitando e quel paese ha una storia, valori, radici che tu per primo devi rispettare. E se la tua cultura cozza contro la cultura del paese che ti ospita, il problema sei tu e non il paese ospitante. Io lo dico da 1000 anni e su questo non ci sono dubbi, ma è altrettanto vero che non possiamo far finta di non vedere che l'economia, per esempio, del Veneto, e sfido chiunque di chi ci sta ascoltando a dimostrarmi il contrario, se noi dovessimo togliere gli immigrati è un'economia che crolla. Così come una parte del welfare avrebbe dei problemi, per cui noi dobbiamo essere rigorosi su un'accoglienza possibile e l'unica accoglienza possibile è un'accoglienza dei doveri. Poi ci sono anche i diritti, ma prima di tutto ci sono i doveri e il dovere di rispettare il paese che ti accoglie. Questo cosa ha a che fare con la Decima Mas? Niente, secondo me, nulla, perché, come dire, ci sono certi ammiccamenti a una parte di elettorato che ha visioni nostalgiche. Noi non siamo nostalgici, non siamo vecchi, siamo per il futuro, siamo per una progressione verso il domani, quindi cioè, non voglio immaginare una Lega con il viso rivolto al passato, ma voglio vedere una Lega che ha il viso rivolto verso il futuro, per cui insomma secondo me queste cose qua c'entrano poco. Da osservatore, generale Vannacci, secondo lei ha preso il palco ieri, ha avuto consenso, gli applausi come sono stati? Io ero là, allora devo dire che non ci sono stati tanti boati ieri, per nessuno. Insomma, chi era là l'ha visto. Non sono stati grandi boati. Lui ha preso i suoi applausi, però anche per lui non c'è stata l'ovazione. Sì, sono stati gli applausi, punto. Mi sembrava che ci fosse un po' una gara fra qualche esponente leghista a chi la sparava un po' più grossa. Insomma. Ma noi dovremmo parlare dei temi identitari nostri. Dopodiché che ci siano temi che scaldano più o meno i cuori, va bene, ma dobbiamo parlare di questo, cioè la Liga Veneta soprattutto è forte se continua ad essere identitaria, territoriale, autonomista, federalista. Anche qui è una questione di visione del mondo. Il federalismo è un sistema efficiente, il centralismo è un sistema che uccide la capacità anche produttiva e sociale di un paese. Quindi bisogna andare verso quel modello. Gli unici che possono rappresentare quella visione del mondo siamo noi. Riappropriamoci di questa nostra grande sensibilità. Ecco, si è parlato anche di autonomia, anche in questi giorni, insomma, il ministro Calderoli ha detto per fine anno vedo il bicchiere mezzo pieno. Ieri ma anche il problema è che continuiamo a parlare di autonomia. Sarebbe arrivato il momento, anche se siamo fuori tempo massimo, di esercitarla questa autonomia, perché parlarne, sì, ho capito, ma insomma, anche se devo dire che gli unici passi in avanti che abbiamo fatti, li abbiamo fatti con la Meloni, che rappresenta il partito più centralista del mondo. No, è sicuramente romanocentrica, ma gli unici passi che abbiamo fatti con lei, che è tutto dire. Però credo che anche i veneti si siano un po' stancati di sentir parlare di autonomia, vorrebbero toccarla con mano questa autonomia e soprattutto toccare con mano un'autonomia vera, cioè che cambi con degli effetti pratici, cioè che migliori la nostra quotidianità. Questa è l'autonomia che per anni abbiamo immaginato. Sì. No, prego. Dicevo un po'
a tutto campo per dire che Pontida è sempre stata un po' anche un'occasione per lanciare messaggi politici. Le chiedo, Matteo Salvini, che messaggi politici ha lanciato ieri? Ad esempio l'investitura di Stefani come candidato governatore? Ma questo è un tema ricorrente, nel senso che Stefani è sempre stato il candidato di Matteo Salvini, e quindi va da sé che la Lega ha individuato Stefani come il proprio candidato qualora, io me lo auguro, si arrivi ad avere la presidenza alla Lega. Non ha fatto altro che ribadire quanto si sapeva già, insomma è una cosa che tutti quanti sapevano. Altri messaggi siamo fuori tempo massimo, insomma, questo, nel senso che anche lei, insomma, oggi ne abbiamo 22 e non sappiamo ancora i candidati, il programma, non sappiamo niente, il candidato presidente. Insomma, sarebbe bello, carino dirlo. Abbiamo fissato la data delle elezioni, io così in maniera ironica ho detto che mancano ancora qualche piccolo dettaglio, tipo la presidenza, il candidato alla presidenza e i programmi, insomma, che i veneti meritano di sapere chi saranno i candidati, no? Adesso ne abbiamo uno, sapere che gli altri... Ne avremo anche un altro, cioè lei per esempio, una domanda così diretta a lei. Lei stesso in questi giorni sta dicendo, non mi hanno ancora comunicato. No, guarda, io trovo abbastanza, allora, siccome lo dico perché puoi fare il falso modesto, non è nel mio stile, io avrei le caratteristiche per fare il candidato alla presidenza. Vedere invece che c'è qualcuno dentro la Lega che ha dubbi sulla mia candidatura anche a consigliere regionale è abbastanza umiliante. È umiliante per la mia storia, che tutti conoscono, è umiliante per i risultati che ho ottenuto facendo l'amministratore, è umiliante per tutte le persone che ho aiutato in tutti questi anni, è umiliante per l'affetto che hanno i veneti nei miei confronti. Ieri io non facevo un metro senza che venissi fermato per fare un selfie, un abbraccio, una stretta di mano, cose che non hanno molti dentro la Lega. Ecco. Quindi mi piacerebbe sapere, tanto lo sapremo perché fra poco decideranno le liste, al di là se sarò o meno candidato, però voglio sapere chi sono questi che hanno i dubbi, perché allora io verrò qua e vi racconterò il loro curriculum politico, perché immagino che uno che mette in dubbio la mia candidatura sia un Churchill, un Napoleone, un grande statista che ha dimostrato politicamente di valere in maniera assoluta. Immagino che avranno dei consensi strepitosi molto più alti dei miei e avranno raggiunto politicamente risultati molto più ampi dei miei per permettersi di giudicarmi. O al contrario, chi teme magari essere messo in ombra da ma lo lei. devono spiegare i veneti, perché allora, vabbè, i risultati non contano, perché poi anche la stampa è un po' strana a volte. No? I risultati non contano, la storia non conta, l'onestà non conta, l'empatia non conta, i social non contano, però se uno va a vedere anche nei social quando si parla di presidenza della regione, basta andare a vedere i commenti liberi dei veneti, per cui insomma vedere che qualcuno mette in dubbio, vedere sti grandi fenomeni politici dentro la Lega che mettono in dubbio il sottoscritto. Ma adesso fra poco li sapremo, quindi io vi racconterò i nomi e i cognomi di questi che mettono in dubbio, perché immagino che saranno dei giganti della politica internazionale. Comprensibilmente lei insomma si infervora a parlare di questo perché la tocca direttamente. Non le è venuto voglia in queste settimane di dire guardate, sapete cosa vi dico? Ogni giorno. Tanti saluti ogni giorno. Me ne vado. Sì, perché ti viene da farlo, perché non è giusto. Non è giusto, cioè di fronte all'affetto che ti dimostra quotidianamente la gente. Ripeto, non ho visto ieri tanti altri della Lega che venivano subissati da abbracci, non ne ho visti, cioè, eppure ero là, eppure li ho visti passare, ma non ho visto tutta questa cosa. Allora, vedere che mettono in dubbio questa roba qua, dice, vabbè ragazzi, se reputate che non sia più la mia casa e devo bussare per entrare e chiedere il permesso a qualche fenomeno di turno, io non chiedo il permesso a nessuno.
permettermi per esistere, non chiedo il permesso a nessuno, dirò sempre tutto ciò che voglio, dirò sempre ciò che penso, che questo costi o non costi lo dirò comunque, perché credo che la libertà sia il valore più grande che può avere un essere umano, e quando uno dice ciò che pensa rispetta innanzitutto se stesso e solo se rispetti te stesso puoi fare bene il tuo lavoro. Altrimenti sei uno dei tanti yes man, e ce ne sono in politica, non solo da noi, ovunque, è pieno di mezze figure che fanno carriera perché dicono sempre di sì. È altrettanto vero che se il mondo è messo come è messo è perché c'è una crisi di classe dirigente che fa paura, e io spero che la prima cosa che faranno i partiti da qua nei prossimi anni è riappropriarsi del loro ruolo di costruttori di classi dirigenti, cosa che hanno abbandonato. E eventualmente l'ipotesi di candidarsi in maniera indipendente o con un altro partito? Beh, se la Lega non dovesse candidarmi lo faccio in 24 ore. La candidatura indipendente? Ah beh, certo, perché io mi sento in dovere di continuare a lottare per i veneti, per questa terra meravigliosa, e continuare a rappresentarla con la passione con cui l'ho sempre fatto, per cui non è che se fosse che qualcuno immagina di togliermi dalla scena politica non candidandomi, fa un errore madornale. Però credo che sarà difficile, anche perché io ho parlato con Alberto Stefani, che è il segretario democraticamente eletto della Liga, e lui sulla mia candidatura non ha dubbi. Evidentemente li hanno altri. Li vorrò conoscere. Con un altro partito invece non si vede? Io sono marcatamente leghista, cioè dove faccio fatica. Dopodiché, vabbè, che uno può candidarsi come da indipendente, può andare in qualsiasi altro partito, insomma, non è un problema, e sono sicuro che comunque i risultati arriverebbero. Però la mia casa è questa, infatti mi fa male, perché la casa che io sento mia dal 92, dovermi sentire giudicato da qualcuno che, tra l'altro, da quello che dai nomi che mi hanno fatto, è gente di cui non ho nessuna stima, come non ce l'hanno in tanti, ti rompe, perché è uno spreco di energie inutili, insomma, ecco. Preoccupiamoci dei veneti invece di preoccupare come far fuori il mercato. È molto più interessante, molto più avvincente trovare una soluzione per i veneti, pensare alla sanità dei veneti, alla salute dei veneti, all'economia dei veneti, alla sicurezza dei veneti, al benessere dei veneti. Questo è interessante. Far fuori il mercato non mi pare tanto interessante. Poi torniamo su Roberto Marcato, però lei guardava prima la data, 22 settembre, con l'esperienza di tante elezioni che ha affrontato, 22 settembre, 24 novembre, se domani dessero comunque la lista dei candidati, 2 mesi sono pochi, tanti per una campagna elettorale, magari distinguendo tra chi come lei si ricandida e chi viene da dire che vorrebbe avere il tempo di farsi conoscere, perché è un debutto, diciamo. Allora, per quanto riguarda il risultato finale, noi come amministrazione uscente, come centrodestra, abbiamo un'eredità importante che possiamo raccontare, dire e lasciare ai veneti, per cui da questo punto di vista non ci sono grandi problemi. È vero, e ho avuto già modo di dirlo anche in altre occasioni, mi metto nei panni della persona che per la prima volta si affaccia a una campagna elettorale per le regionali, che è una campagna elettorale tosta, e di fatto non ha il tempo per farsi conoscere. Questo è indubbio, ed è il motivo per cui io da mesi chiedo che venga fissata la data e che ci sia il candidato presidente, per dare a tutti, chiaro che un uscente magari ha comunque un qualcosa di più, però se tu dai a una persona la possibilità di 3-4 mesi di farsi conoscere, magari, ma senza fare chissà quali cose, ma semplicemente dicendo al vicino di casa, ma guarda che io sono candidato, quindi mi conosci, sono una persona per bene, ti chiedo il voto, cioè semplicemente questo, non serve mica a fare i 6x3 o fare i mega comizi, ma insomma intanto raccontare al mondo che ci sei anche tu. Invece se andiamo avanti così resta un mese di fatto di campagna elettorale vera, ed è un peccato, perché ci saranno anche molti giovani che faranno fatica a farsi conoscere. Ci fermiamo un attimo, poi torniamo con Roberto Marcato, ancora con Focus TG.
13:23, ancora in compagnia di Roberto Marcato, l'assessore alle attività produttive del Veneto, con il quale però stiamo parlando di politica, di Lega, di Pontida. Insomma, un po' l'esercizio di solito a Pontida che facciamo anche noi giornalisti è quello di chi mancava, chi c'era, qualche assenza, premesso che l'assessore Bottacina aveva anticipato che non sarebbe stato presente perché è ammalato. Sì, ma confermo che è così, insomma. Ma di fatto no, credo che quelli che dovevano esserci c'erano più o meno tutti, insomma. Per cui insomma, più o meno... No, per quanto riguardava, come dire, i famosi big, c'erano tutti, insomma. Su di lei, in realtà, guardando un po' i social stamattina, c'era qualche fotografia in cui magari lei aveva un attimo l'espressione imbronciata per qualche altro motivo, perché quando fanno 5 milioni di fotografie qualcuno che aveva scritto con che non è contento di essere a Pontida. Beh, insomma, che a me vada bene tutto quello che sta succedendo credo che sia noto, non è così, è anche uno dei motivi per cui come dire, la dirigenza del partito non mi vuole così bene, è il motivo per cui non sono stato preso in considerazione come eventuale candidato alla presidenza, perché le cose che non mi piacciono io le dico. Dopodiché, le sbagliassi potrei anche passare per rompiscatole, ma io le anticipo. Cioè, quando io dico una cosa che non mi piace, la dico per troppo amore per questo partito, cioè perché secondo me quella cosa potrebbe far male al partito, io per questo lo dico. Voi non troverete mai una mia dichiarazione per un tornaconto mio personale, mai. Siccome io ho la fortuna di avere avuto sempre ruoli importanti politicamente parlando, perché me li sono conquistati sul campo a suon di preferenze e di migliaia, decine di migliaia di preferenze, e mai una volta sono stato nominato, non ho mai ricevuto la nomina, me la sono sempre andata a cercare con il consenso. Posso permettermi il lusso, a differenza di altri, di dire, proprio perché amo visceralmente questo partito, di dire quelle che sono le cose che secondo me non vanno, ma non per me, perché io non ne ho bisogno, perché, ripeto, io il consenso ce l'ho e se vengo eletto, se non vengo eletto, amen, ma non vado in cerca di poltrone date, come molti altri miei colleghi hanno, insomma, sono lì perché qualcuno li ha nominati, mica perché hanno un consenso. Per cui quando parlo sempre a favore del partito, e a volte invece questo viene percepito come voglia di fare polemiche. No, quando io dico che dobbiamo stare attenti che perdendo, smussando l'anima del partito rischiamo di compromettere il rapporto con l'elettorato. Là è venuto giù il diluvio universale, però è quello che poi è successo, perché quando l'elettorato non ti annusa più, non sente più il tuo odore, ti abbandona, e allora noi dobbiamo ritornare a parlare di questo. Che cosa ho detto di straordinario? 2 anni fa dico che bisogna che il candidato sia della Lega oppure no. Apriti cielo, cioè la risposta del mio partito è stata: non puoi far polemiche, decide Roma. Mica ho detto che sentire che decide Roma per un leghista è una bestemmia, apriti cielo un'altra volta. Adesso tutti a dire no, che a decidere il Veneto, non Roma. Cioè in realtà io anticipo, e questa viene percepita come rottura di scatole. No, è troppo amore per i Veneti prima di tutto, e per la Lega in cui milito dal 92, per cui insomma non... E se a Roma decidessero per un candidato di Fratelli d'Italia, come vado dicendo ormai da 2 anni, succede poi per il resto, cioè giunta, assessorati eccetera, oppure sarebbe comunque... No, sarebbe un problema. Sarebbe comunque un problema. No, sarebbe un problema concretamente, perché noi pensiamo che la scelta migliore sia un candidato della Lega, e politicamente perché noi non possiamo tornare indietro rispetto a una dichiarazione di volontà che abbiamo manifestato in questi mesi, per cui sarebbe davvero un problema politico. Non so come, perché la politica è la via dell'impossibile, ma non so come potremmo uscirne vivi da una cosa del genere. Dopodiché è anche vero che se il candidato sarà della Lega dobbiamo poi essere in grado di governare, perché ho l'impressione che qualcuno non abbia mica capito che governare la regione Veneto è difficile, fare l'assessore di una regione come la nostra è difficile. No, ma guarda, mi vedo tutta gente, poi io farò, sì, per carità, tutto si può fare, però la regione Veneto è un organismo enorme, ma è un'azienda
che ha gli aspetti sociali, però sanitari, che non è da poco, e compromettere l'equilibrio. Ci mettiamo un attimo, 2 scelte sbagliate e tu rischi di mandare al macero risultati importanti che abbiamo ottenuto, per cui insomma è un organismo davvero difficile da gestire, per cui sì, c'è il Presidente, ma dopo serve una giunta preparata, servono consiglieri regionali preparati, servono elementi che tengano insieme la coalizione, perché il rischio di fuga in avanti dopo c'è, perché prima c'era, come dire, Luca Zaia con grande consenso, una squadra fatta per 4/5 della Lega, insomma è difficile, a meno che tu non sia masochista, è difficile che ti possa suicidare politicamente. Ma dopo avrai Forza Italia che avrà la sua dimensione, Fratelli d'Italia, la Lega, i centristi, probabilmente una giunta spostata più su Fratelli d'Italia. Quando dovrai presentare un progetto di legge in Consiglio non avrai più la selva di mani che hai oggi, no? Che si alzano. No, dovrai mediare, e la mediazione sarà a rialzo o a ribasso, perché poi ai veneti bisogna spiegare che questa roba qua non sarà così semplice. Servono persone rette, dritte, capaci. Grazie Roberto Marcato, avremo ancora tante domande da farvi. A voi. Insomma, sarà sicuramente per una prossima occasione. Volentierissimo. Grazie, buona giornata a lei e buona giornata anche a voi naturalmente che ci avete seguito. Focus TG torna domani alle 12 puntuale, buon pomeriggio e buon ascolto di tutti i nostri programmi. Grazie, ciao a tutti.